Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 21esima giornata, ultima gara del girone di andata anche per il Verona di Mandorlini, che tra le mura del Bentegodi inaugura il nuovo anno davanti ai propri tifosi al Modena con una visuale del tutto comoda. Gli scaligeri hanno già potuto assimilare positivamente il pareggio interno del Battistrada Torino nell'anticipo contro l'Albino Leffe, ma consapevole di dover recuperare terreno su Sassuolo, Pescara e Padova, oggi tutte a bottino pieno. Vincere per il tecnico Ravennate significherebbe arrivare a ridosso della capolista con un solo punto e tanto fiato sul collo. Per il Modena pesa invece la squalifica anche del portiere Nicola Scaglioni, ma novità nell'11 titolari: Francesco Signori, prelevato dal mercato invernale dalla Sampdoria, oggi titolare dal primo minuto. Ma è il Verona che si fa vedere subito al 44esimo secondo la traversa pericolosa di D'Alessandro. Ci si aspettava il cross per Ferrari. Verona che parte decisamente forte, ma il Modena tampona le sfuriate dei padroni di casa. All'8° minuto Di Gennaro prova con il sinistro in due tempi Rafael, ma ancora il Modena, ancora Di Gennaro al 21esimo minuto. Un'azione partita da centrocampo, finisce sui piedi del giocatore che prova ancora la soluzione personale. Davide Di Gennaro, considerata una promessa ora al Modena, ma in prestito dal Milan. Al 33esimo si rifà vedere il Verona. Grande palla per firmare l'1-0, ce l'ha D'Alessandro, ma manca l'appuntamento con il gol. E al 34esimo il fallo di Scaglia proprio su Signori, involato sulla fascia, il fallo del giocatore, ammonizione per lui. Il signor Irrati di Pistoia non ha dubbi, indica il dischetto, ci va Greco dal dischetto ed è il gol, sesto gol e terzo su rigore. A sorpresa il Modena in vantaggio al 34esimo minuto. Il calcio di rigore lo rivediamo, piazzato con grande decisione, un vantaggio sicuramente importante per il Modena. Mandorlini in svantaggio, suona la carica ai suoi al 48esimo. Il Verona prova subito a colpire sulle fasce, zona sinora apparsa decisamente più permeabile. Gangi prova il cross che gira la difesa, Gomez arriva però in ritardo. Al 57esimo minuto l'autore del gol Greco prova lo stop e anche il tiro, ma il pallone calciato troppo potente si alza sopra la traversa. Modena che sfiora il raddoppio al 59esimo, azione in palleggio di Stanco, il tiro nell'angolino, provvidenziale qui Raffaele. Totale insoddisfazione di Mandorlini che mette mano alla panchina, entrano Bjelanovic e Pickelman al posto di Ferrari e D'Alessandro. Dopo un po' di prove generali il Verona al 72esimo la più ghiotta occasione per pareggiare proprio con Pickelman, in cross dalla sinistra di Alfredsson, il velo di Gangi, è un'incredibile occasione sciupata. Cosa si mangia l'austriaco? Lo possiamo rivedere nel replay. Al 76esimo ci prende gusto il giocatore austriaco, prova il sinistro, giocatore che decisamente possiamo annoverare tra quelli che hanno smosso più le acque in questa ripresa. All'86esimo però Lepie, appena entrato in campo, prova il tiro e trova il gol, esordio assoluto in Serie B, giocatore cresciuto nella Fiorentina, e Mandorlini che si prende il merito di questo gol, almeno al 50%, perché azzecca la terza sostituzione. Pareggio, ma succede di tutto, perché negli ultimi minuti che si devono vivere di questa partita il Verona cambia ancora il destino della partita con il gol all'89esimo di Juanito, la palla calciata da Rafael, lunghissima, smorzata da Bjelanovic, il velo di Pickelman e il gol di Juanito. Verona che si trova in maniera rocambolesca in vantaggio ad un solo minuto dalla fine, 4 minuti di recupero, e Perna al 93esimo spegne i riflettori di una partita pazza come il Verona, che ora si accomoda al secondo posto ad un solo punto dal Torino, rovesciando un destino che sembrava ormai favorevole al Modena.